Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la Serie A della Lega Calcio a 5. 13ª giornata, si affrontano Old Boys e Tintarella. Old Boys in maglia rossa, Tintarella in maglia bianca, che fa partire l'incontro. Salgono gli Old Boys sulla banda destra con Caroselli che ha spazio, tira e c'è la papera del portiere del Tintarella e il vantaggio degli Old Boys. Prosegue il momento negativo per il Tintarella, 1-0. La reazione del Tintarella ad opera di Palmisano al limite. Dopo una finta tira Palmisano, poi gli torna il pallone, la dà Medros. Medros! Il gol del pareggio, segna sempre Simone Medros. Il bomber a 35 reti stagionali, 1-1. All Boys in avanti col possesso palla, poi attenzione bene in verticale per Caroselli. Stavolta segna Massimiliano, i due fratelli Caroselli per il 2-1 degli All Boys. Sterbini, il dribbling di Sterbini che poi si ferma, affronta la difesa degli All Boys, dribbla bene Sterbini, il sinistro, palo pieno e poi l'istinto di bomber Medros, ancora per il 2-2 del Tintarella, segna sempre Medros. Palmisano protegge palla all'altezza dell'angolo, mette il fisico Palmisano, poi si gira bene, c'è Medros col sinistro, Simone Medros, tripletta per lui, 3-2 del Tintarella, sempre lui. Ecco Sterbini servito dalla media distanza, rientra Sterbini, il solito sinistro con la deviazione stavolta, ma è il 4-2 del Tintarella che prende le distanze. Tintarella ancora in avanti col contropiede, 2 contro 1, sbagliato però il passaggio, recupera la palla gli All Boys solo per un attimo e il 2 contro 0 fa sì che Barberi possa appoggiare dentro il 5-2 del Tintarella. All Boys in difficoltà. Gli All Boys che abbozzano una reazione con l'azione a metà campo di Fabio Caroselli, tenta il tiro dalla distanza, parato ma non bloccato. Allora arriva Marco Caroselli, la sua doppietta che regala il 3-5 agli All Boys. Tintarella che imposta sempre a partire dalla banda destra, c'è lo scambio buono, Amedeo Palmisano sotto la pancia di Franchetti per il 6-3 del Tintarella che si rimette avanti. Mirko Sterbini batte il fallo laterale, poi gliela riappoggiano. È il 7-3 del Tintarella, la doppietta di Mirko Sterbini. Gli All Boys attaccano ma perdono palla, attenzione che si scatena il contropiede con Palmisano. Palmisano serve Medros che da lì non può proprio sbagliare. 8-3 di Simone Medros che la chiude qui per i suoi colori. Azione orgogliosamente portata dagli All Boys che sono sotto però di 5 reti. Attenzione allo scambio, c'è Nasti che tutto solo non sbaglia, mette dentro il 4-8 che non cambia la sostanza. Ultime battute, palla in avanti, tutto solo il numero 10 che va al contrasto col portiere e lo vince. Segna, il gol vale, gol di Massimiliano Caroselli, doppietta anche per lui, 5-8. Palmisano 2 contro 1, prova il tiro deviato, la palla è alta ma finisce qui, ecco il triplice fischio, finisce 5-8 per il Tintarella nella goleada della Stella Azzurra della 13ª giornata della Serie A della Lega Calcio a 5. Facciamo 5-10 minuti buoni, poi caliamo, probabilmente caliamo un po' anche fisicamente, cominciamo diciamo a litigare un po' troppo tra di noi. Loro vengono fuori perché comunque sono rodati, sono bravi, sono veloci. Loro sono bravi perché hanno esperienza, tengono il campo. Noi senza portiere, ci mancano 3-4 giocatori perché la squadra non è questa. Abbiamo un po' tribolato all'inizio, però poi piano piano siamo venuti fuori. Fortunatamente è andata bene. Però alla fine un pochettino hanno fatto 2 gol tutti insieme, abbiamo rischiato che si riaccendesse la partita.